Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti cari amici, guardiamo oggi una partita che ho giocato in un torneo Rapid a squadre l'anno scorso, più o meno ad aprile dell'anno scorso, contro un giocatore giovane, un po' magari alle prime armi, con 1760 di elo, ovvero non molto esperto nei tornei, che ha giocato molto poco ma che ha giocato da bianco un'apertura molto aggressiva che è l'italiana. Ecco, nella partita si è confuso e ha perso velocemente, ma vediamo qualche trucco come poteva migliorare l'apertura, e migliorando questa apertura con una preparazione di forza bruta sicuramente avrebbe potuto mettermi in difficoltà, avrei potuto vincere o fare il patto, ottenere un vantaggio contro giocatori più esperti. Raccomando appunto un corso sull'apertura italiana che è sull'Accademia di Mattoscacco, e consiglio vivamente anche a tutti, diciamo, i giocatori anche un po' alle prime armi, più inesperti, che vogliono avere un'arma valida da giocare sia contro giocatori deboli che non sanno la teoria e li possono spazzare via dalle prime mosse, oppure anche per mettere in difficoltà giocatori esperti, perché i giocatori esperti dovranno seguire linee forzate di teoria e non avranno nessun vantaggio, potranno andare peggio. Consiglio davvero questo videocorso sulla partita italiana che c'è sull'Accademia di Mattoscacco. Allora, vediamo la partita. E4 e 5, cavallo F3, cavallo C6, io il nero, mi gioca alfiere C4, io gioco alfiere C5, qua mi gioca C3, io gioco cavallo F6. A questo punto D3 è il cosiddetto gioco piano, un'apertura molto lenta, che è giocabile, ma che secondo me per i giocatori più esperti, perché sono tante sottigliezze, vantaggi minimi. Il mio avversario gioca D4, un'apertura, il gambetto italiano, un'apertura che esiste, sto dicendo, dal 1800, anche dal 1600 già Gioacchino Greco la giocava, e io catturo. Ecco qua, C per D4, una delle prime mosse che si giocavano nell'antichità. Ora c'è la variante moderna che è B4, che è il gambetto Dubov, che è giocabile, viene descritta nel corso. A me personalmente non piace perché è un gambetto, ma si può giocare, è interessantissimo. E c'è C per D4 che è la variante classica, anche se questa variante porta complicazioni grandissime, un gambetto. E c'è E5, anche E5 viene trattata nel corso che c'è sull'Academy di Mattoscacco, e questa è una delle mie mosse preferite perché il bianco prende spazio, ma da un grande spazio derivano molte responsabilità, no? Da grandi poteri derivano responsabilità. Il bianco ha tantissimo spazio, non deve iperestendersi, infatti il mio avversario poi non sapeva bene cosa fare e finisce un po' nei guai. Avrebbe dovuto giocare meglio, e magari avrebbe potuto giocare meglio in apertura, dico, avrebbe dovuto studiare l'apertura in modo più approfondita, perché non c'è scampo se voglio avere la parità, devo entrare in linee forzanti, magari la mia esperienza non si riesce a esprimere la mia maggiore esperienza nella partita, perché se giochiamo tutti una linea di 30, tutte e due una linea di 25-30 mosse del motore, proprio con la sua preparazione di forza bruta, magari arrivo alla fine della partita in una variante di scacco perpetuo dove ho già partita persa. Ecco qua, adesso dopo E5 devo giocare la mossa unica che è D5, devo contrattaccare l'alfiere, se no ho perso. Se gioco cavallo E4, che è l'unica per lottare per il centro, il mio pezzo viene intrappolato al centro della scacchiera. Tornare indietro è orripilante. Cavallo G4 prende, poi dovrò spostare l'alfiere, poi arrocca, gioca H3 e ho perso. Quindi devo giocare D5 unica, lui mi gioca alfiere B5, cavallo E4, devo mettere il cavallo al centro, e ora C per D4. Ora adesso ci sono tante mosse, anche alfiere B4 interessante, gioco alfiere B6 che è la principale. Ecco, il mio avversario gioca bene cavallo C3, ma adesso lo confondo, gioco un ordine di mosse un po' strano, inizio con arrocco. Alfiere G4 è più tipica. Ecco, dopo arrocco il mio avversario gioca una mossa naturalissima, a me per questo che consiglio di studiare la teoria e i corsi. Lui ha giocato arrocco, che è già un errore. Ecco, per gli sicuramente questo ci sarà nel corso sull'Academy. Ecco, io consiglio qua, non solo io, la teoria consiglia di giocare alfiere 3 rimandando
è l'arrocco corto. Perché? Perché dopo arrocco corto io gioco alfiere G4, sto minacciando il pedone e il bianco ora fa fatica a scacciarmi l'alfiere, perché io potrei catturare in F3, ora donna per F3 perde il pedone in D4, e se gioca G per F3 a questo punto rimando indietro il cavallo al retro e ha vari pedoni un po' sotto attacco, il pedone in D4, su F4 davvero il suo pedone potrebbe cadere, e più che altro lui è il re debole, no? Sta indebolendo i pedoni di fronte al suo re, quindi già H3 perde un po' forza con l'arrocco corto, per questo è meglio giocare alfiere 3, perché? Perché ora su alfiere G4 mi può giocare tranquillamente H3, perché H3? Perché se gioco per esempio alfiere per G per, ecco questo è un segreto, ma mi può spazzare via qua, perché per esempio su cavallo G5 diciamo che gioca F4, cavallo E6, poi prende in C6, poi può giocare anche F5, potrebbe giocare piani con l'arrocco lungo anche, e davvero vado in tilt, poi userà la colonna G per attaccarmi, può giocare F5, F6, non è il re in G1, è il re che può arroccarsi lungo, magari anche mettere la donna in G4 e qua mi può spazzare via. Non so, anche già F5 potrei essere già in tilt, questa arrocco, torre G1, per questo dopo alfiere E3, alfiere G4, H3 si può fare con il re ancora al centro, quindi non definire ancora la posizione del proprio re. Io devo tornare con l'alfiere in H5, ma il bianco gioca donna C2, poi vuole arroccarsi lungo e qua c'è tantissima teoria, però ancora io posso doppiargli i pedoni e lui ignora tutto. Per esempio qua potrebbe giocare anche alfiere per C6, prendo, F4, e ora su cavallo E6, non so, potrebbe anche arroccare lungo e tirarci tutto addosso. Il bianco ha una struttura non molto buona, ma ormai c'è il nostro re aperto, la colonna G sono fattori più importanti, il nero sta male. Quindi interessantissimo questo concetto, donna C2, e se il bianco, se nero prendesse, il bianco può fortificare il centro, non c'è più pressione su D4, il bianco sta bene, potrebbe scegliere anche poi di arroccare corto, arroccare lungo lo stesso, attaccare con G4 e tornare con l'alfiere in D3, o muovere questo cavallo anche, perché ormai il nero non ha più pressione su D4 che è difeso dal pedone. Quindi già giocando alfiere E3, alfiere G4, H3, alfiere H5 e donna C2, con l'idea di mantenere al centro e scegliere dopo dove arroccare, il bianco può optare per un vantaggio. Ecco, per questo consiglio davvero di studiarsi questa variante, e appunto il materiale messo a disposizione sull'Academy è molto molto interessante a questo scopo. Il mio avversario non sapeva la teoria, ha arroccato corto e ora gioco alfiere G4. Ora per esempio se gioca H3 è un problema per lui, perché prendo, dopo G per F3, cavallo G5, se gioca F4, cavallo E6, ora non è così semplice, no? Perché magari gioco io donna H4, faccio pressione su H3, F4, non so, lui probabilmente deve già prendere, deve giocare alfiere E3, qua non so bene, però è rischiosa per lui la situazione, non è il massimo. Se gioca F5, non so, magari cade D4, no? Perché la donna attacco per 3 volte, la posizione bianca non è ideale. Quindi dopo alfiere G4 il bianco gioca alfiere 3, ma ora gioco F6 e sto già bene. Per esempio se ora il bianco prende in F6, cavallo per, e ora ho pressione. Per esempio se giocasse H3 ora, prendo, e poi già, G per F3 è orribile, il suo resta malissimo, e su donna per F3 cade D4. Probabilmente deve tornare indietro con l'alfiere in E2, ma il nero sta già bene. Posso giocare cavallo E7 per andare in F5, posso giocare donna D6 per giocare poi torre E8, cavallo E7, F5. Ho già un gioco eccezionale. Quindi dopo alfiere G4, il bianco gioca alfiere E3, e a questo punto rompo con F6, no? Abbiamo detto. Qua è davvero difficile la posizione bianca, perché se il bianco gioca alfiere per, B per, sto benissimo. Non ha, questo alfiere campo chiaro non ha più rivali, voglio prendere in E5 e catturare in F3. Il mio avversario forse avrebbe voluto giocare E per e tornare in E2, come dicevamo, anche se il nero abbiamo detto che sta bene, no? Con varie manovre. Lui dopo F6 gioca cavallo per, e a questo punto ecco che qua il suo centro non gli serve, i pezzi sono troppo attivi, la pressione contro il centro, contro i difensori del suo centro sta funzionando. Qua gioco di per, ora il cavallo è inchiodato. Ora deve schiodarlo con tempo dando scacco, ma dopo re H8, ecco, come dicevo, dà un grande centro, grandi responsabilità. Ora il pedone in D4 è sotto attacco, il suo difensore è sotto attacco, il bianco sposta il cavallo e ora prendo in D4 e ora prendo un importantissimo pedone centrale.
e E5 è debole, attacco la donna, attacco l'alfiere, la donna non ha case perché non può tornare in D1, non può andare in C2, potrebbe andare in C3 ma perde l'alfiere. Se la donna va in C4 potrei vincere perché attacco la torre, attacco la donna, attacco dietro l'alfiere, guadagno minimo un pezzo. Su donna A4 potrei prendere l'alfiere e vinco perché su donna prendo in E3, un pezzo in più, e se prendo in E3 prendo in D2 e la posizione bianca crolla istantaneamente. Quindi torniamo indietro, F6, cavallo perdi, perdo, donna B3, mi sposto, cavallo D2, cavallo per D4. Il bianco prende in D4, ma ora gioco donna per D4, ora la posizione bianca sta crollando perché? Perché il cavallo in presa. Ora un pedone in più, la coppia degli alfieri, fortissimi, sto minacciando E5, non può salvare il pedone perché se lo spingesse perde D2, perde troppo materiale, ne ho la partita completamente vinta. Si potrebbe argomentare che il bianco potrebbe giocare, non so, magari E7, ma non è un problema perché posso anche subito giocare torre 8, ma posso anche andare in G8 anche se il pedone promuovesse. Comunque alla fine il nero vince perché ha due pezzi per la torre e vantaggio decisivo e pedone in più. Quindi in questa posizione la padrona per D4 il bianco difende il cavallo, ma perché non è neanche caselle il cavallo, poteva andare in B1, ma ok, questa è completamente persa. Coppia degli alfieri, spingo i pedoni, mi creo un pedone passato, tutto crolla. Bianco gioca torre D1, gli cade la qualità, che la sua posizione collassa. Ora prendo in F2, re H1, prendo in E5, a questo punto ho qualità e un 2, 3, 4, 5, 6 e due pedoni in più, che hai un pedone in più, ma la partita è ingestibile. Infatti ho giocato donna B4, ho giocato torre D8, torre E1 e qua ho giocato donna D4 e qua il bianco ha abbandonato perché per esempio se gioca donna per D4 posso anche giocare, non so, torre per D4, posizione si semplificherà, se sposto il cavallo entro in settima, se no vado a cambiare le torri. Qua con qualità e pedone in più, 3 punti di materiale, come avere un vantaggio di un pezzo in più, la partita è ormai vinta per il nero. Il bianco ha sbagliato perché ha sbagliato il bianco. Il bianco ha giocato un'apertura ambiziosa e non sapeva esattamente cosa giocare qua, rimandare l'arrocco, giocare prima alfiere 3 e rispondere qua con donna C2 anche facendosi doppiare i pedoni, ma non avendo ancora vincolato il proprio re nell'ala di re, nell'arrocco corto, sarebbe stata la scelta migliore per giocare per il vantaggio. E qua, ripeto, anche un giocatore meno esperto mi avrebbe potuto proporre grandi problemi perché la linea è molto forzata e non ho molto da inventarmi se il bianco sa tutto. Quindi raccomando a tutti quelli che vogliono comprarsi il corso di acquistarlo, e sicuramente sarà una pubblicazione molto molto interessante per approfondire le conoscenze del gambetto italiano. Alla prossima!